Amici appassionati di futsal, buonasera, ben ritrovati. Il saluto da parte di Mattia Esposito e Marco Angelini. Vi arriva dal Palasport Gino Cesaroni di Genzano. Tra pochissimo sarà derby tra Ecocity Genzano e Roma. Micheletto si ferma e preferisce ragionare, è lì ad aspettare la Roma. Pallone imbucato per De Oliveira che la gira subito in porta. Che inizio di partita per l'Ecocity, 18 minuti 58 secondi, il fiuto del gol di Julio De Oliveira. Allora, non me ne vorrà Fortino, però 2 secondi prima del gol notavo proprio come la Roma stesse seguendo quello. Guarda Fortino come in quella posizione inusuale per lui, perché insomma da pivot lasci quello spazio a De Oliveira che è un killer assoluto, non ti perdona mai, non poteva iniziare meglio l'Ecocity. Buonasera Mattia, buonasera a tutti, giusto per segnalarvi che... Intanto occhio qui che Fortino calcia e Mammarella è letteralmente strepitoso in tuffo a negare il gol a Rodolfo Fortino. Nei problemi dell'Ecocity c'è stato anche un Taborda, non dico a mezzo servizio ma ha avuto tanti problemi. Intanto qui occhio ad Avellino che colpisce il palo e poi Isgro prova a calciare, ci mette una pezza De Oliveira, non possiamo distrarci un secondo in questa partita. Però poi si è perso l'ultimo istante quando Fortino ha tagliato, attenzione. Occhio qui a Tony Dandelle che recupera e break, prova a calciare, pallone alto sopra la traversa, il break di Felipe Tony Dandelle. Cutruneo prova l'imbucata per João Miguel, poi arriva a tutta velocità Barrichello che calcia, è attento sul primo palo Sarmiento a dire di no alla conclusione di Barrichello, ma riparte a 100 all'ora l'Ecocity quando riconquista il pallone. Vediamo se alla prima sosta verrà dato un fallo cumulativo alla Roma. Isgro porta il pallone ancora una volta, fa 2 passi avanti e attento Mammarella, grande anticipo di Pablo Taborda che scambia con De Oliveira, calcia Taborda e Sarmiento a mani aperte la mette in calcio d'angolo, ma De Oliveira sta disegnando futsal. Cutruneo pressato fortissimo da Micheletto, riesce a trovare lo scarico su Sarmiento che è molto bravo ad andare profondo da João Miguel che la lascia lì per Di Eugenio che va sul secondo palo e poi Cutrupi non riesce nella deviazione in porta. Taborda, Barrichello riesce a deludere con il controllo Isgro, ma ancora una volta bravissimo in uscita Sarmiento. L'abbiamo detto più volte, si sta andando veramente a tutta da una parte e dall'altra. Biscossi dentro da Fortino, è buono il controllo del numero 20 che torna da Biscossi, grandissimo gol, super gol di Matteo Biscossi, 1 minuto 27 secondi, un lampo della Roma con Matteo Biscossi, 1-1. Allora sono curioso di vedere chi ha dato la palla giustissima in profondità a Fortino, perché per una volta non viene incontro ma va a prendersela. Io credo anche Biscossi che poi fa un gol meraviglioso, perché calcia di interno forte, la mette veramente, la mette benissimo. Sì, all'incrocio dei pali. Un grande gol, grande palla data a Fortino che la tiene bene, la mette giù, la serve per Biscossi che calcia alla perfezione. Gran gol di Matteo Biscossi. Barrichello sfidare in 1 contro 1 su Lucio Avellino, le finte di Barrichello che prova anche a calciare Sarmiento ma è letale veramente nell'1 contro 1 Barrichello. Micheletto, ultimi 2 secondi, Barrichello, non c'è più tempo, arriva la sirena a sancire la fine del primo tempo qui al Pala Cesaroni di Genzano e dopo 20 minuti è 1-1 i gol, anzi uno in apertura di primo tempo con Julio De Oliveira, uno in chiusura di primo tempo con Matteo Biscossi. Si può finalmente, direi, cominciare anche con questo secondo tempo, fischio degli arbitri. Ci godiamo gli ultimi 20 minuti di questo derby al Pala Cesaroni. Quella è una classica giocata che si prova soprattutto contro le squadre che difendono a uomo, nel cercare poi la... Intanto qui occhio a Isgro che apre il piattone, ancora molto attento Stefano Mammarella. Avellino dentro, intercetta Micheletto che prova anche a far partire la transizione dell'Ecocity. De Oliveira per il taglio di Mauro Canal, poi il pallone resta lì dopo l'uscita di Sarmiento e De Oliveira con il sinistro non riesce a girarlo in porta, occasione da una parte, occasione dall'altra. Seguiamo questo calcio di punizione per l'Ecocity. De Oliveira dentro da Barrichello, paratona di Sarmiento. Inutili da questo punto di vista, qui siamo a 4 falli, insomma, quindi... De Oliveira intanto a calciare, c'è stato il tocco di Sarmiento che si accusa sportivamente di aver toccato il pallone, sarà corner per l'Ecocity. Oggi secondo me, insomma, gli arbitri un pochino meglio potrebbero fare. Avellino intanto, poi arriva Cutrupi con il tap-in del gol del 2-1, 10 minuti di
19 secondi, un episodio e la Roma ribalta la partita con il gol di Christopher Kutruppi. Guarda, allora il gol è figlio appunto di una situazione che poteva capitare da una parte e dall'altra, lo voglio rivedere. Qua c'è stata una serie di rimpalli, secondo me non è stato fortunato Micheletto, calcia, Mammarella fa quello che può, e poi in una giornata dove Kutruppi non sta facendo una grande gara, perché io lo conosco molto bene il ragazzo e l'ho visto fare insomma partite molto migliori di questa, e trova un gol importantissimo. 1 contro 1 su Cutruneo, poi prova a calciare sul secondo palo e il pallone che in qualche modo clamorosamente non è entrato in porta. Taborda 1 contro 1 in banda su Christopher Kutruppi, poi prova ad imbucare, il pallone resta lì, calcia Taborda e ancora una volta c'è un muro in maglia bianca. Moabs 1 contro 1 su Isgro, si sposta il pallone, si appoggia su Micheletto, finisce a terra Moabs che ha spazio, prova a calciare, trova la deviazione e il gol del 2-2 a 4 minuti e 26 secondi dalla fine, la conclusione di Moabs deviata e l'Eco City impatta a quota 2. Per fare gol a Sarmiento questa sera, Mattia, serviva un gol del genere, tiro fortissimo deviato, lo rivediamo, imparabile letteralmente. Sono curioso di vedere se l'ha deviata Avellino, credo sì. Ero deciso tra Avellino e De Oliveira. Vediamo un po' da questo replay, perché il gol andrebbe assegnato eventualmente a De Oliveira, credo forse De Oliveira a toccare il pallone. Vediamo un po' se riusciamo a chiarire. No, io credo Avellino, sì. Sì, Avellino quasi con la pancia, con il ventre. Ultimi 6 secondi, vediamo se l'Eco City riuscirà a costruire qualcosa. Se ne va Barrichello che mette dentro per Moabs, poi arriva De Oliveira che non riesce a girarla in porta. Forse un secondo rimasto da giocare. Secondo che si esaurirà su questo lancio di Sarmiento. Finisce 2-2, un bellissimo derby tra Eco City e Roma. Grazie ad Antonio Iozzo, sempre puntuale e preciso con i suoi interventi da bordo campo. Flash finale qui dalla postazione telecronaca, 2-2 tra Eco City e Roma in questo derby della 12ª giornata. Grazie per essere stati in nostra compagnia, il saluto vi arriva da Mattia Esposito e Marco Angelini. Buona serata a tutti.